Serve un centro-sinistra unito e attorno alla figura di Arturo Lorenzoni ci sono i presupposti perché questa unità si crei in vista delle elezioni regionali. Ne è convinto anche il segretario regionale del Partito Democratico, che però si mostra dispiaciuto nel constatare che Italia Viva non ha mai mostrato interesse per questo progetto e questo candidato, e così Lorenzoni lancia un appello per l'unità a tutte le forze del centro-sinistra che al momento sono dubbiose, a partire da Italia Viva. Io credo che sia conveniente anche proprio per le loro finalità far parte di una coalizione ampia. Quello che io mi auguro è che le vicende nazionali non condizionino il Veneto. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, intanto giudica una buona notizia la candidatura del suo vice Lorenzoni, promuove la ricerca di unità del PD e i nuovi progetti che Lorenzoni porterà avanti. Quanto agli equilibri interni, alla giunta padovana e la necessità di trovare un sostituto vice sindaco, sembra non ci sia fretta. Dividersi avrebbe senso solo per seguire le politiche nazionali, che seguono priorità diverse da quelle per il Veneto, col rischio, sostiene Lorenzoni, che dividersi favorirebbe Zaia. Certamente, ma io sono confidente che la proposta che noi andiamo a fare a tutto il mondo democratico sia una proposta fortissima, indipendentemente da quello che succederà. È chiaro che l'auspicio è quello di poter lavorare insieme, anche perché quando confrontiamo i contenuti vedo che le tematiche sono le stesse di interesse. Quanto al Movimento 5 Stelle, Lorenzoni lancia un appello anche a loro, pur se la decisione di un proprio candidato sembra la più probabile. Porte aperte ai 5 Stelle, purtroppo nelle loro dinamiche interne sembra vogliono andare da soli. Mi dispiace molto perché i temi, le stelle del movimento credo siano ben rappresentate anche dal movimento che abbiamo avviato e anche dalla mia persona, dalla mia storia personale. Le porte sono sempre aperte al movimento. Sulle frange di dissenso interno al PD, di chi non vuole convergere sulla sua candidatura, invece, Lorenzoni è convinto che non si tratti di una questione personale. Le perplessità siano più sul metodo con cui si è arrivati alla candidatura piuttosto che sulla mia persona. Quindi l'auspicio, e devo dire che alcuni dei messaggi che ho ricevuto in questi giorni mi fanno pensare in questa direzione, è quello che comunque adesso ci si ricompatta tutti, si lavora insieme.